Adesso facciamo finta che la membrana della cellula sia opaca, che non vi possa entrare alcuna luce. Espongo le cellule alla luce bianca. Quale colore ci sarà qui dentro? Nessuno. Quindi metto il bianco e rimane buio. Ma ora voglio che facciate finta che gli autorecettori siano come occhiali da sole. Quindi quale colore sta entrando nella mia cellula? Verde. E nella cellula di Margaret? Rosso, esatto. Ora, la domanda più importante. Da dove proviene il colore? Dall'esterno. E quindi cos'è l'esterno? Tutto ciò che è. E questo è importante perché se io lascio entrare solo il verde e Margaret lascia entrare solo il rosso, da dove viene il verde? Dalla luce bianca. E da dove viene il rosso? Dalla luce bianca. Lo spirito è una parte del tutto che entra dentro di voi separatamente da altre persone che avranno una parte differente. E ora una domanda interessante. Se sopprimo la cellula, la frequenza del colore verde scompare dalla luce bianca? No, ed ecco il punto. L'identità proviene dall'esterno. Se il corpo muore, l'identità rimane all'esterno. Ma in un futuro, se un futuro embrione arriva con gli stessi autorecettori, quale trasmissione leggerà? La stessa trasmissione designata per quello presente. Voi non morite perché non siete dentro voi stessi. Siete parte dell'intera cosa, ne fate parte. Non potete mai separarvi perché siete un segmento del tutto. E nel momento in cui l'ho capito, mi sono reso conto di essere immortale nella mia identità, perché l'identità e le cellule non sono la stessa cosa. Ero davvero emozionato perché prima non credevo in cose del genere, ma la scienza era chiara al riguardo. È il segnale proveniente dall'esterno a creare le differenze tra le persone. E quindi allora probabilmente avevo un po' troppo tempo a disposizione e ho chiesto alle mie cellule: se io sono già là fuori, perché ho bisogno di questo? E le mie cellule mi hanno dato una risposta. Mi hanno detto: se tu sei solo lo spirito, che sapore hai il cioccolato? Se tu sei solo lo spirito, com'è un tramonto? Se tu sei solo lo spirito, cosa si prova ad essere innamorati? E la ragione è che le cellule convertono le esperienze del mondo in sensazioni, che a loro volta diventano l'attività elettrica del cervello, che si connette alla nostra fonte. Quindi la cosa più importante che ho imparato in quel momento è che questo luogo ci serve perché possiamo sentire e gustare, odorare e toccare e sperimentare e amare e vivere questo pianeta mentre possiamo. E cosa accade quando viviamo nella paura? Blocchiamo ogni cosa e la vita viene sprecata. A questo proposito, il punto è che ogni persona è come una frequenza della luce nella rifrazione. Quando la luce bianca entra, fuoriesce lo spettro. Se spingo lo spettro da questa parte, cosa fuoriesce dall'altro lato? La luce bianca. Ma ognuno di noi è come una frequenza. Quindi se in questa stanza votassimo non vogliamo il signor X e buttiamo fuori il signor X, allora estromettiamo il signor X, io prendo le frequenze che rimangono e le faccio passare di nuovo attraverso il prisma. Otterrò la luce bianca? No, noi collettivamente vogliamo che la luce bianca ritorni sul pianeta. Abbiamo attribuito la luce bianca a persone come Gesù e Buddha e Maometto, ma ciò che essi hanno tentato di insegnarci è che noi siamo la luce bianca. La lezione che non abbiamo imparato è che noi siamo cellule in un contesto più grande chiamato umanità. Come singoli individui non ci stiamo evolvendo. L'umanità come organizzazione collettiva sta evolvendo. Quindi dobbiamo riconoscere che ogni essere umano è una parte di tutto ciò che è e che tutti noi insieme formiamo la luce bianca. Eppure in questo mondo ci troviamo in una condizione in cui continuiamo ad uccidere le cellule e non è una coincidenza che, mentre distruggiamo il corpo dell'umanità, gli esseri umani soffrono di quella che chiamano malattia autoimmune, l'autodistruzione, perché le vibrazioni che influiscono sul tutto creano lo stesso schema dentro di noi. Allora,
La mente. Parliamo della mente. C'è una supercoscienza, qualcosa dall'ambiente che agisce attraverso gli autorecettori. C'è una subcoscienza, che è le nostre esperienze e i nostri istinti. È questa che la maggior parte della gente utilizza per vivere la propria vita giorno per giorno. Ma se prendete la supercoscienza e la unite alla subcoscienza, avrete l'autocoscienza o autoconsapevolezza. E questo accade quando utilizzate la vostra mente conscia e le vostre esperienze e create la vita che desiderate, il che può essere differente dalla programmazione nel subconscio. E la differenza tra le due è che la supercoscienza è intuitiva. Quando formulate dei pensieri, in realtà essi si trovano nel campo, è da lì che prendete le vostre informazioni. Il subconscio è il pilota automatico che guiderà l'automobile quando voi non starete prestando attenzione. E come abbiamo scoperto, per il 95% del giorno o più noi operiamo con questa mente. Ma quando prendete questa e quell'altra mente insieme, allora sarete voi a guidare il vostro veicolo. Quindi, in conclusione, vi dico, da cosa viene creata la vita che abbiamo? E la risposta è dallo spirito, l'elemento che proviene dal campo, e quindi l'influenza dello spirito nel sé è il processo mentale. Perciò la realtà che stiamo sperimentando proprio adesso è una combinazione di attività spirituale e mentale. Questo articolo si intitola L'universo mentale e l'autore è un professore di fisica di una università molto importante, la Johns Hopkins University. Invece di leggere l'intero articolo, vi mostrerò le due frasi precise alla fine dello scritto. L'universo è immateriale, è mentale e spirituale. Vivete e gioite. E questo unisce insieme tutte le parole dette da Greg sul campo, sulla funzione della mente, sull'elemento spirituale. Si ricollega al corpo fisico e alla vostra coscienza individuale. E quindi abbiamo un messaggio positivo dalla scienza. Noi possiamo creare il mondo che desideriamo. E ciò che dobbiamo fare è diventare consapevoli. Allora il paradiso sarà proprio qui, su questo pianeta. Vi ringrazio moltissimo. Thank you very much.